Salve a tutti, facciamo ora lo studio di questa funzione razionale fratta in modo semplificato come ho spiegato in un altro video. Questa è la funzione. Allora, vediamo per il dominio, vediamo dove si annulla il denominatore, dove 2x meno 4 uguale a 0, 2x è 4, x è 2. Quindi il dominio è l'insieme ai numeri reali tolto 2, oppure si può scrivere come x diverso da 2. Vediamo intersezioni con gli assi, f di 0, al posto di x metto 0, meno 3 fratto meno 4, e quindi 3 quarti. Vediamo dove si annulla la funzione, quindi dove x al quadrato meno 2x meno 3 è uguale a 0. Usiamo la formula per le equazioni di secondo grado e troviamo due valori, meno 1 e 3. La funzione si annulla lì, quindi scriviamo il segno e meno 1 e 3 si annulla, in 2 non è definita, e adesso f di 0 uguale 3 quarti. 0 sta qui tra meno 1 e 2 e qui la funzione è positiva, quindi questo più. Non abbiamo nessuna soluzione doppia, sono tutte semplici, quindi la funzione cambierà sempre di segno, da meno a più, da più a meno e poi più, cambia sempre di segno perché non ci sono soluzioni doppie, quadruple. Gli asintoti, l'asintoto verticale ce l'abbiamo dove si annulla il denominatore, quindi x uguale a 2 è equazione asintoto verticale. Vediamo se c'è l'asintoto orizzontale, il limite per x che va a infinito è la funzione. Per le funzioni razionali fratte basta prendere il termine grado massimo, qua x al quadrato e qui 2x, x si semplifica e comunque abbiamo il limite di x che va a infinito di x mezzi e questo va a infinito, quindi non abbiamo un asintoto orizzontale. Vediamo se c'è asintoto obliquo, ma ci sarà perché il grado è 1 in più nel numeratore. Allora, limite per x che va a infinito di f di x fratto x significa che io in pratica devo moltiplicare con x al denominatore, perché in questo limite, e quindi qui se moltiplico con x il termine grado massimo sarà 2x al quadrato e quindi questo limite dobbiamo mettere x al quadrato fratto 2x al quadrato, va via x al quadrato è un mezzo, questo è il k, è la pendenza dell'asintoto obliquo. Adesso per aiutarci a ricordarci come si calcola invece n, perché la retta è y e kx più n, pensiamo di invertire questa formula, y meno kx uguale n, quindi n è y meno kx, ci aiutiamo con questo, però n va calcolato sicuramente con un limite per x che va all'infinito, perché l'asintoto va all'infinito. Limite di x che va all'infinito di f di x meno kx. Dobbiamo calcolare questo. Allora, questo limite che ho appena detto, la f di x abbiamo qua l'espressione, allora meno k abbiamo appena trovato che è un mezzo, meno un mezzo x, allora mettiamo tutto a denominatore comune e qua il numeratore, ricopio questo, e meno un mezzo x va moltiplicato con 2x meno 4 per mettere a denominatore comune. Adesso qua moltiplicando questo con questo e questo con questo trovo questi termini che si semplificano quasi tutti e allora qua mi rimane meno 3 fratto 2x meno 4, ma quando x va a infinito, il denominatore va a infinito, questo va a 0, quindi n è uguale a 0 e allora y è un mezzo y è un mezzo x perché serve più 0. Ok, questo è l'asintoto obliquo. Derivata prima, e ci conviene guardare l'espressione così dopo aver raccolto qua un 2. Allora, derivata del numeratore 2x meno 2 per il denominatore, che però qua lo scrivo invece così, meno numeratore per la derivata del denominatore, vediamo qua la derivata è 2 fratto denominatore al quadrato, quindi qua prendo 2 al quadrato, x meno 2 al quadrato, 4x meno 2 al quadrato. Adesso qui devo svolgere queste moltiplicazioni, anche qui questo 2 posso portare qua un meno 2 che moltiplica e dopo aver fatto tutte le moltiplicazioni e aver sommato tutto trovo questo e poi vediamo che al numeratore posso ancora raccogliere 2 e che si va a semplificare con questo 4 sotto e allora finalmente trovo la derivata prima che è x al quadrato meno 4x più 7 fratto 2 per x meno 2 al quadrato. E vediamo dove si annulla la derivata prima, quindi cerchiamo con la formula di calcolare quando è 0 questo polinomio, però nella formula vediamo che sotto radice abbiamo un valore negativo, il discriminante è negativo, quindi
No, questo non si annulla mai, non abbiamo punti stazionari. Allora, adesso vediamo qua, per via di questo x meno 2 al quadrato, vediamo, mettiamo questo valore 2 dove non è definita la derivata prima perché si annulla il denominatore. Allora, questo denominatore qua al quadrato è sempre positivo, questo ha un delta negativo come dicevo, quindi non interseca l'asse x ed è una parabola rivolta verso l'alto perché ho 1x al quadrato e quindi è sempre positiva, qua è sempre positivo, la derivata prima è sempre positiva, la funzione è sempre crescente. Derivata seconda. Allora, qua mi conviene questo 2 qua metterlo davanti come un fattore 1/2, perché le costanti si possono portare fuori facendo una derivata. Boh, derivata del numeratore 2x meno 4 per il denominatore meno numeratore, per la derivata del denominatore che è 2x meno 2 alla prima, per la derivata di x meno 2 che è 1, fratto x meno 2 alla quarta. Allora, adesso vedo che ho x meno 2, x meno 2, x meno 2, raccolgo x meno 2 e lo metto qua insieme a questo mezzo. Raccolgo x meno 2 e quindi qua devo moltiplicare 2x meno 4 per x meno 2. Faccio una moltiplicazione e qua x meno 2 è stato raccolto, quindi questo 2 posso metterlo qua e meno 2 va a moltiplicare questi termini. Svolgo le moltiplicazioni, vedo che si semplificano vari termini, x meno 2 va via e qua invece diventa, invece di x meno 2 alla quarta diventa x meno 2 alla terza. Ok, un mezzo, qua facendo il calcolo ottengo questo, ma si va ancora a semplificare con questo 2 e ottengo finalmente meno 3 fratto x meno 2 alla terza. Allora, qua metto il valore 2 dove non è definita la derivata seconda perché si annulla il denominatore. E allora, per valori di x maggiori di 2, x meno 2 è positivo, la terza è positivo, però qua un meno 3, allora qua diventa negativo. E passando attraverso 2 cambia di segno perché, perché 2 è uno 0 triplo di questo polinomio, è una soluzione tripla di questo polinomio, allora cambia di segno, quindi qua la concavità così, qua così, e adesso tutte le informazioni per disegnare. Allora, io consiglio sempre di disegnare prima gli asintoti x uguale a 2, y un mezzo x. Per disegnarlo, ad esempio, basta trovare due punti. Se x uguale a 0, y uguale a 0. Se x è uguale a 2, un mezzo per 2 è 1, y è uguale a 1. Vabbè, insomma, disegniamo gli asintoti e togliamo le parti del piano dove non c'è la funzione. Quindi ad esempio prima di meno 1 la funzione è negativa, tolgo via la parte positiva, tra meno 1 e 2 la funzione è positiva, tolgo la parte negativa. Vabbè, adesso disegniamo. Quindi conviene forse iniziare dagli asintoti verticali, so che qua non c'è la funzione quindi deve provenire da qui. F di 0 valeva 3 quarti, in meno 1 la funzione si annulla e poi si deve avvicinare all'asintoto. Uno dice ma potrebbe fare così, avvicinarsi poi all'asintoto, perché in generale può intersecare un asintoto una funzione, però avremo un minimo locale e non ce l'abbiamo, quindi fa così, e qua la funzione deve venire da qua, deve andare attraverso 3 dove si annulla, e qui stesso discorso, non abbiamo un massimo locale, allora deve avvicinarsi così. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.